Scrivo a lei perché, come me, è mamma e sono sicura che potrà capire meglio di chiunque altro la mia profonda disperazione. Sto provando a smuovere le montagne per avere giustizia perché lo devo a mio marito e ai nostri bambini di 3 e 5 anni e nonostante ci siano elementi evidenti che l'incidente si poteva evitare, è stato deciso che non avrà responsabilità. Giorgia non si arrende e stavolta la sua lettera è inviata alla Presidente del Consiglio, Meloni. Dopo i messaggi al Capo dello Stato e al Ministro Nordio, è a Palazzo Chigi che si rivolge Giorgia Gatto, la giovane mamma vedova di Andrea Soligo, il 25enne di Vedelago, morto sul lavoro cadendo da una scala il 5 gennaio 2022 a Tezze sul Brenta. L'archiviazione a dicembre, come richiesto dal pubblico ministero, per impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente. Da allora Giorgia, assistita dagli avvocati Fabio Capraro e Marco Bonazzi, ha iniziato la sua battaglia. Quello che è successo a mio marito non può essere archiviato così come se nulla fosse. Merita verità, io lo sto facendo per lui, perché lui non ha più voce, quindi ci sono io, ma soprattutto per i bimbi. Ed un ultimo accorato appello di richiesta di riapertura del caso lo ha fatto in un'altra missiva inviata questa volta direttamente al procuratore di Vicenza. Non voglio a tutti i costi che qualcuno venga condannato per la morte di Andrea, ma quantomeno vorrei che venisse approfondita, magari con una perizia, la dinamica dell'incidente. Appurare le vere cause di quanto accaduto potrebbe essere da deterrente per altri incidenti e per fare in modo che questo dolore non colpisca altre mogli, altri bambini, altri genitori, altri fratelli.